Le scuole crollano a pezzi, ci viene detto che non ci sono fondi per fare certe cose, quando quello che a noi appare è che per altre cose inutili i soldi ci sono. Da Piazzale Cialdini a Mestre al Parco Bissuola, centinaia di studenti del coordinamento Studenti Medi e Rete degli Studenti Medi hanno protestato lungo le vie della città, anche nel veneziano come nel resto d'Italia, contro il governo. Ci hanno dipinti come militari, vogliono farci fare la leva militare quando noi abbiamo bisogno di un'istruzione, abbiamo bisogno di persone che facciano il futuro della nostra nazione, il futuro siamo noi, la generazione nuova, quella che sta cercando di portare avanti questa nazione siamo noi e la soluzione non è farci fare la leva militare, ma avere dell'alternanza formativa che funzioni, delle scuole dove ci piace andare, dove abbiamo voglia di studiare, di imparare e di portare avanti la nostra Italia. Vogliamo un governo che sia capace di interpretare i cambiamenti. Noi chiediamo un cambiamento che sia un cambiamento reale, non quello che ci viene proposto dal nuovo governo, un cambiamento che appunto sia per l'inclusione, per l'aggregazione, l'integrazione. Non pensiamo che nel 2018 sia possibile che le discriminazioni siano ancora presenti, le discriminazioni razziali o sociali di qualsiasi tipo. Chiediamo che alla scuola vengano dati più fondi perché è dalla scuola che si parte per cambiare il paese e abbiamo capito che il cambiamento che ci propongono adesso non è il cambiamento di cui abbiamo bisogno perché non è proprio un cambiamento. Scuola di qualità, senza fondi non si fa. Una scuola di qualità, senza fondi non si fa. Una scuola più sicura dunque, ma non solo. Gli studenti si aspettano anche altro dal governo. Manca secondo noi un progetto di integrazione che sia un vero progetto di integrazione. Manca il progetto di manca capire che nella scuola, che se si vuole investire in una società diversa si deve cominciare da lì. Bisogna ricercare nell'ambiente scolastico dei luoghi dove i giovani si possano riconoscere, dei luoghi di aggregazione. Bisogna riuscire a far sì che ci sia una vera sicurezza nella scuola, che le scuole siano davvero sicure, che non ci siano ancora esempi di tetti che crollano, di muri che cadano. Bisogna veramente che la scuola, ci sia veramente un vero investimento nella scuola, che non sia un investimento fasullo che nasconda dei tagli ulteriori.